Allora, siamo con Lucio Turra, presidente di IPAB Vicenza, e oggi per presentare, dopo un po' di problemi per IPAB in questi mesi, da quando ha assunto la carica di presidente, ci sono stati un po' di tourbillon su IPAB, però oggi ha presentato un aspetto, un'iniziativa positiva. Ci racconta in cosa consiste? L'iniziativa è quella di creare una settimana di festa all'interno delle strutture di IPAB per ricordare un grande avvenimento che è avvenuto il 1° febbraio del 2003, che è stata la fusione tra le strutture del Trento e del Salvi. E abbiamo voluto questo, come Consiglio di amministrazione, questo momento per dare rilancio all'attività dell'ente, per sottolineare i tanti aspetti positivi, l'aspetto dell'unità, della solidarietà, della condivisione e anche delle qualità e la forza che c'è all'interno del nostro ente. Credo che siano iniziative importanti. Faremo evidentemente un momento iniziale, un concerto presso la chiesa di San Giuliano e poi 2 eventi che saranno anche in collaborazione con la pastorale del malato, che in queste settimane appunto si prepara appunto alla festa del malato, e faremo 2 convegni, uno sul tema del futuro delle case di riposo e l'altro sul tema del futuro dell'assistenza sociosanitaria. Ecco, invece per quanto riguarda le polemiche, ci sono stati casi che hanno riguardato IPAB nei mesi scorsi, ci sono novità adesso a breve? Ma la novità a breve è che, come eravamo d'accordo con appunto le ultime comunicazioni della Regione, ci sarà la visita ispettiva presso la struttura di San Camillo per la procedura che è stata aperta a suo tempo a seguito appunto delle vicende che erano accadute ad ottobre. E questa era una visita programmata, prevista, necessaria, credo anche non solo per le finalità ispettive che questa ha, ma soprattutto anche per dare come dire, il risultato del lavoro che noi abbiamo fatto in questi mesi, mettendo in sicurezza le attività sociosanitarie e quindi dei nostri ospiti e adeguando e facendo alcune migliorie all'interno delle nostre strutture, così come era previsto dalla comunicazione che a suo tempo l'USL e la Regione ci avevano dato. Ecco, parliamo ancora di questa visita. Allora, cioè, questa ispezione cosa riguarderà? Che ambito riguarderà? Parlava prima anche gli appalti, per esempio. Ma riguarderà prevalentemente l'aspetto sanitario, cioè vedere se l'organizzazione dei piani di lavoro e di tutte le attività che sono state attuate in questi mesi sono adeguate a dare sicurezza agli ospiti che abbiamo nelle nostre strutture. E l'altro aspetto sarà quello di verificare le situazioni di migliorie all'interno proprio della struttura stessa, che sono indispensabili e che ci sono state chieste, insomma. Degli appalti invece diceva, ci spiega un po' come verranno. Allora, noi abbiamo dato in gestione a IPARC tutta la struttura di San Camillo, perché abbiamo fatto una scelta di internalizzare le attività anche di questa struttura secondo i nostri canoni. IPARC, sapete, è una costola di IPAB, seppure abbiamo a che fare con un ente giuridico di tipo privatistico che è una SRL, ma comunque fa le nostre attività, e questo credo sia anche un segnale abbastanza significativo per dare unità. E il motivo del fare unità rispetto alla festa è anche quello di dare unità al servizio sociosanitario, che credo sia importante, data anche la particolarità e l'attenzione che dobbiamo dare alle persone che entrano all'interno delle nostre strutture. Tra le altre cose, USL da qualche settimana ci ha dato l'autorizzazione a nuovi ingressi, e credo che questo sia un altro grande risultato positivo, insomma, nell'attività che stiamo svolgendo.